Oggi presentiamo un progetto che è un progetto dell'Arma dei Carabinieri, un progetto nazionale che si svilupperà in tutta la stagione estiva a sostegno degli anziani e delle vittime più fragili e vulnerabili che talvolta diventano obiettivo per dei criminali che attraverso dei raggiri, approfittando della buona fede degli anziani, riescono a portare via a loro denari e preziosi e allo stesso tempo renderli ancora più fragili rispetto a quanto già sono. Questo progetto, che ha un'iniziativa nazionale, come dicevo, viene promosso anche ambito territoriale, e nell'ambito di questa provincia oggi ringraziamo il Comune, che è il primo ente attraverso il quale cerchiamo di veicolare il messaggio informativo verso queste persone, perché l'obiettivo è quello di raggiungere quanti più anziani possibili per informarli e invitarli a chiamare al 112 ogni qualvolta qualcuno dovesse contattarli telefonicamente presentandosi come appartenente a polizia, carabinieri, vigili urbani o qualunque altro ente che possa, secondo loro, far credere che, talvolta avvocati, talvolta medici, e chiedere soldi. Noi istituzioni non chiediamo mai soldi né per telefono né bussando alla porta, quindi gli anziani nel momento in cui ricevono una richiesta di denaro o di preziosi, di oro o di qualunque altro oggetto non devono far entrare in casa nessuno e devono chiamare al 112 per accertarsi che quelle persone che le stanno cercando sono effettivamente chi dicono di essere. E questo è il messaggio principale che vogliamo veicolare per stare vicino agli anziani che in questa stagione estiva rischiano di essere più soli che in altri periodi dell'anno.